Beh, saranno 2 o 3 anni, 4, adesso di preciso non lo so. Comunque volevo dare un po' di vita, un po' di colore proprio a questi borghetti, ecco, questo borgo piccolissimo dove la gente viene a camminare e dove riesce a trovare appunto un po' di vita, un po' di colore, un po' di gioia e questo è stato quanto, insomma. Sì, rimanere in tema della natura, cioè trovare anche queste radici nel bosco vecchie, decorarle con dei fiori, assemblarle insieme, dare un po' di un tocco di vita, ma un tocco anche di ricordi del passato, di una vita vissuta della natura. E proprio far capire alla gente anche le cose semplici e dalle cose semplici dalla natura si riesce a tirar fuori il bello, e basta avere un po' di sensibilità su questo. Io amo queste cose e quindi le ho fatte anche in modo spontaneo, mi è venuto proprio spontaneo, mi sono arrangiata per conto mio con fatica, però sono contenta, ecco, perché vedo che le persone che vengono a camminare qua sono felici quando trovano anche dei semplici sassi decorati. Addirittura me li hanno anche portati via, quindi ancora meglio, vuol dire che piace effettivamente. Ci sono persone che conoscono il posto e che sono abituate magari a camminare, a fare un tragitto e una passeggiata, andare ad Asolo, eccetera. Però ci sono anche persone da fuori, effettivamente, da Vicenza, da Padova, da Treviso, che vengono e lo scoprono all'improvviso. E per quello che anche all'entrata della stradina del nostro, che porta qui nel borgo, io ho messo delle tavole decorate, ho messo dei sassi, ho messo delle cose che richiamano perché altrimenti le persone si fermavano ad un certo punto alla villa che c'è prima e tornavano indietro perché pensavano magari di andare dentro al bosco. E quindi tornavano indietro e invece mettendo queste cose di richiamo ho fatto come Pollicino. Io penso che le cose, anche queste tavole vecchie, tarlate eccetera, però hanno un loro vissuto e allora perché non dare di nuovo vita?